Lo sapevi che in Sardegna i figli picchiavano gli anziani fino alla morte? Lo racconta Raffaele Pettazzoni, riprendendo storici come Timeo, Eliano e Demone. Dicono che, superata una certa età, parlano dei 70 anni, i vecchi venivano uccisi dai loro stessi figli, bastonate, spintoni, trascinati fino all'orlo di fosse profonde, e poi giù. E c'è un dettaglio preciso. Questa operazione veniva accompagnata da risa inumane. Il riso sardonico, all'inizio, è questo. Il riso feroce dei superstiti, dei figli che compiono il rito sugli anziani. È un riso rituale, un modo per esorcizzare quello che stanno facendo, non una risata felice. Pettazzoni lo dice chiaro. Nelle fonti genuine, il riso sardonico è il riso di chi resta vivo e sta uccidendo il vecchio. Solo in un secondo momento, gli scrittori greci, con le loro spiegazioni etiologiche, hanno spostato quella risata sulla faccia dei vecchi morenti. La trasformano in una smorfia di dolore, in un sorriso convulso davanti all'efferatezza dei figli. Da qui nasce l'idea che il riso sardonico sia l'espressione del volto di chi muore. Ed è su questo terreno che entra in scena l'erba sardonica. Nei testi di Giovanni Francesco Fara trovi la descrizione dell'erba sardonia, una pianta che cresce vicino alle sorgenti, dal succo acre e dalla radice amara. Usata sulla pelle, brucia, stacca croste e verruche. Ma se la mangi, dicono Pausania, Solino, Sallustio e Dioscoride, ti uccide tirandoti i nervi del volto. Le labbra si contraggono, la bocca si apre e chi muore sembra ridere. Fara e Angius ricordano anche un fatto moderno. 2 uomini di Nulvi sono morti dopo averla ingerita, ritrovati con il volto deformato in una specie di sorriso, esattamente come nelle fonti antiche. Citiamo Leonardo Melis, che nei suoi libri sui popoli del mare racconta di guerrieri sardi catturati che affrontano la morte ridendo in faccia al nemico. Secondo il mio ragionamento, quella stessa immagine potrebbe avere a che fare con l'assunzione consapevole dell'erba sardonica, come scelta di morire di mano propria e in silenzio, proprio come facevano anche gli spagnoli, che usavano questa pianta per farsi il veleno. Allora la linea è questa. Prima il rito, poi la manipolazione greca, poi la pianta. E dietro, il riso sardonico, c'è un modo preciso di stare davanti alla morte. Non abbiamo la verità in tasca, ma abbiamo i testi. Se li rimettiamo in fila e si studiano sul serio, la storia antica della Sardegna non è persa, è solo in attesa che i sardi abbiano il coraggio di andarsela a riprendere. Grazie a tutti e al prossimo video!